esponenziale, sicuramente molto, molto grave, è da mesi che lo è, direi insomma da quasi un anno, però non ci sono all'orizzonte delle soluzioni tangibili. In concreto, cosa accade a questi allevatori? In concreto accade che oggi il mercato del latte soffre di molte difficoltà, soprattutto nell'ambito italiano, con un paese che è rimasto indietro tantissimo, ha finito l'era delle quote latte non preparandosi adeguatamente, ha dei deficit strutturali dal punto di vista aziendale, delle trasformazioni della distribuzione nella filiera italiana che sono veramente di arretratezza. Ci sono dei pregi, dei grandi punti a favore che sono quelli delle DOP, dei grandi prodotti di qualità, delle professionalità del mondo agricolo e tecnico del latte, ma che oggi non riescono a trovare sbocco per questa situazione di mercato che appunto soffre di problemi che non sono mai stati affrontati per prima. Dunque, il latte viene pagato pochissimo. Il latte viene pagato molto poco, siamo nell'ordine oramai, ci stiamo avvicinando ai 30 centesimi e stanno iniziando anche delle speculazioni purtroppo, perché il latte è un prodotto che deve essere consumato e trasformato nell'immediato e questo fatto è sicuramente un deficit per molte aziende, per molte stalle che stanno veramente chiudendo. L'ultimo anno è stato devastante in Veneto, come nella provincia di Treviso che è qui che ci ospita, con più di qualche centinaio di stalle che hanno chiuso. Ricordate che una stalla che chiude non riaprirà mai più, sono famiglie che chiudono la propria attività storica, territorio che viene abbandonato soprattutto nelle aree montane, in cui una perdita sociale è veramente grande. Qual è la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Le gocce che stanno facendo traboccare il vaso sono moltissime, sicuramente una presenza della politica non adeguata e o perlomeno che non sottolinea sufficientemente quelle che sono le necessità e i bisogni. Un intervento deve essere appunto emergenziale, ma vanno pensate delle cose anche più a lungo respiro, più a lungo raggio. C'è sicuramente un problema della trasformazione che oggi non remunera adeguatamente i produttori, c'è un problema della distribuzione dove il prodotto al consumatore rimane allo stesso prezzo. Il latte fresco da un anno e mezzo a questa parte non ha subito cali di prezzo, però all'allevatore arrivano 10-12 centesimi in meno. Questi centesimi dove sono andati? La filiera sicuramente è una concatenazione di anelli, l'anello oggi più debole è quello della produzione, dobbiamo far sì che si riequilibrino le forze all'interno di questa filiera.